Allora, l'area camper, mancano 2 minuti, quindi direi che non è distante dal centro. Che bello! Italia, tu la vedi in Uzbekistan. Siamo a 400 metri adesso praticamente. Sì, l'area camper ha proprio la vista di Ostuni. Figo! Eh sì, bello. Giacomo, che ne dici? Che voto dai? Fai l'Alessandro Borghese. Una foto già. A questo posto do e dai il voto. A questo posto do Ci pensa, 9,5. 9,5? No, 10. Hai ragione, dobbiamo ancora arrivare all'area camper. Hai ragione. Fai bene a dare il 10 con riserva, che è 9,5. Bravissimo, bravo. Guarda che palme, se non sembra di essere in Marocco. Le api. Bello. Vabbè, noi facciamo carico Italia e dopo parcheggiamo il nostro habitation veicolo. Guarda questa giacca a cravatta, pian. Che mi si gasa la coca in pancia. Questi qua hanno detto che chiacchieriamo in mezzo alla strada. Aspetta che chiediamo ai ragazzi. Chiedigli tu che io devo tenere il freno in mano. Buongiorno, salve. Sapete dov'è il carico dell'acqua? Non c'è niente, non funziona. Ah, non funziona? Che è lì in fondo, però la fontana dell'acqua non funziona. Ah, quello in fondo è vero. L'acqua non ce n'è. Ok, grazie mille. Buona giornata. Gomma lunga. Allora, il carico è non funzionante, quindi noi dovremmo stare 2 giorni puzzoni, secondo loro. Mentre secondo me, dov'è quello che le femmine si lavavano la vagina? Dov'era? A sinistra. Di là? Ok. Sì. Io la gomma chilometrica mi attacco lì. Hai capito? Sperando non svanghino quelli Mica, del che barco. cazzo sta? Come quelli del barco? Là che c'era il barco, le api. Cazzo c'è del barco? Ah, la vista là, ragazzi. Aspetta che mi metto fuori la finestrina. A fianco al gatto. Dell'acqua non funzionava. Aspetta che con l'esce pure aperta. No problema, amico. La modifica io. Il rubinetto dell'acqua funziona, vero? Sì, la signora si è caricata a baule. Quindi anche noi abbiamo il carico. È entrato in un certo strano. Volevo farti fare il tutorial da Giacomo su come caricare l'acqua, ma siccome siamo qua che già intralciamo il passaggio perché il carico è rotto, quindi stiamo utilizzando la fontanella comune, c'è anche un altro camperista dietro che sta aspettando e quindi giustamente abbiamo detto tagliamo un attimo. Non so se no, purtroppo non riuscirò a avere una bella vista, cioè non avremo questa vista, diciamo l'area parcheggio è qui, però mi sa che i camper devono andare a mettersi dall'altra parte, se no non ci stanno e quindi ti perdi la vista di Ostuni e del mare. Questo magari può interessare a pochi, in quanto ho visto, senza offesa, che quasi tutti i camperisti, il 99, qualcosina per cento, hanno sempre tutti gli oscuranti, le tende chiusi, sempre. E ho detto ma che senso ha avere il camper? Dal 15 giugno al 15 settembre, dalle 9 alle 2 di notte a pagamento. Le auto costano 52 centesimi all'ora, i caravan 9 di mattino. sì, alle 2 di notte. Ok. Poi la tariffa per le auto è 52 centesimi all'ora, i camper caravan 90 centesimi. Più del campeggio praticamente costa. Pista al volo, ne parlano anche bene, ma... Tu che sei una pigna. Ma tu guarda, 3/4 crosta e 1/4 di pomodoro e mozzarella. Io vado a mangiarmi la crosta anche, no? Cioè da noi la crosta la diamo al gatto. Mi stai filmando, Giacomo? Caro Giacomo. Wow, 5 come costosità, proprio il top. Di solito è 2, 3, questo è 5 addirittura. Che figata. Sì, Prendo le mascherine per tutti, giusto? sì. C'è la mia sada buccio di culo. Vai. Aspetta, inquadriamo il culo un mammoso. Culone. Eh sì, è molto Bello morbido. morbidoso. Tanto morbidoso. Tocca che è morbidoso, Giacomo. Morbidoso. È morbidoso. Morbidoso. Mamma, di qualcosa del tuo culone, figo. Raccontaci. Ci Se lo racconti. prendete sempre in giro non se lo Digli, merita. ci racconti della morbidosità del suo culo. Morbidezza. Non è vero. Guarda quale elemosina per pagare il partito. Uno per fermare un camper in testa merda di Piazzola di Sassi deve pagare 1,25 € all'ora. Porca miseria. Allora io cosa devo portare via?
Sì, padrona, io dare bicchiere di acqua, pronti, velati, bicchiere di acqua fresca, padrona. No, acqua calda, acqua di foso, acqua di rubinetto, no. Acqua che sgorga da Monti Everest, purificata da un lama col capello. Che forte, guarda, inizia già a curarti la città. Ah, comunque questa è una di quelle aree con lo scarico, quello col buchino piccolino, alto tra l'altro, che quindi devi fare 1000 manovre per imbroccarlo. Diciamo che da zero a merda ha avuto merda proprio. Bello, i ragazzi, quelli dell'app elettrica che ti portano a fare il tour, prima tutti i gentili fanno le battute alla gente, dopo quando la gente dice no no grazie, li mandano a quel paese di sotto sotto. Leonardo diceva di andare di là. Sì, anch'io ero tratto ad andare di là, solo che sono abbastanza accattoni, appiccicosi quelli del noleggio delle app, e allora ci ho girato attorno apposta. Vedi, ho anche l'assistente alle fotografie, no? Che fa tutto il book, la sua macchina fotografica. Bello, una chiesa, la chiesa del Carmine, che Carmine è uno di quelli, è uno dei tu che segue le puntine, è un tu da Napoli. Giacomo, vengi qua, interrogation. Ecco il bambino spossato. Che pianta è questa, Pampino? Agave. Bravo. Viete, passeggiata, chiamiamola panoramica, beh sì, perché no, è panoramica. È vero, Alessia dice, come dico sempre io, che se fosse stato da noi, qua dove c'è sto strapiombo, ci sarebbero state 50.000 palizzate, perché qui c'è più fiducia nella gente. Cioè qui sperano che la gente non è talmente ritardata da andare lì e cadere giù per terra, mentre da noi purtroppo qualche ritardato in più c'è e cade, e quindi c'è bisogno di mettere le transenne. Il bar da vecchi con le sedie a dondolo. La principessa, siete che chiappette, ma non è solo delle chiappette che dobbiamo stupirci, ma di questo bellissimo tetto di questa antica masseria. Cioè guarda come erano costruiti in questa pietra pesante, in quanto insomma all'epoca, ma anche tuttora, il sole pestava, ok, in queste zone, e pertanto era necessario proteggersi il più possibile. Tra l'altro i trulli, no, se hai avuto modo di conoscerli, approfondirli nelle puntate, ah no è vero, sono stati persi i video, che tristezza. Comunque i trulli erano costruiti in quel modo principalmente proprio per fare da isolamento termico, quindi ripararsi dal quel poco freddo che avevano e soprattutto dai raggi solari. No, guarda le alpine, devi stare attento, questi ti mandano a quel paese se non accetti il giro, Una figata. Stato che se quelli di queste famose case di Ostuni hanno come visuale la ciminiera, il condominio eccetera, e a questo punto sono più fortunati quelli della ciminiera. Beh, la ciminiera magari no, perché è difficile abitare all'interno della ciminiera, però qui del condominio credo di aver visto qui sotto un'altra area camper, però come si dice era strapiena. Non lo so se è molto Grecia, io in Grecia non ho visto ste robe. Per vedere ste robe in Grecia devi andare nelle isole quelle tipiche, ma la Grecia moderna tipo Salonico e dintorni, per capirci, ha ben poco di Grecia ormai. Osteria del tempo perso, bellissimo nome. Bello, molto tipico. Dimmi bambino, rompiballe. Delle cose, sto morendo di... Hai appena avanzato la pasta asciutta, l'hai appena avanzata mezz'ora fa. Va bene? Continuiamo a avanzare e a raggruppare immondizie di cibo. Peccato. Sì, ormai rompono le balle in tutti i sensi ste appine qua, veramente. Finito il carburante. Bello, vedi? Il tipico del tipico lo hai quando trovi la roba standard fuori. Questo è molto tipico. Campeggiatori, a questo borghetto io do 10. Sound of Topa. Senti, quando ridono per il cazzo vuol dire che sono toppe. Denota come sono ammorbidite, no? Tutte le scale e anche gli angoli delle case. Anche là le si è ammorbidita, guarda le tette ammorbidite, vedi? Tutte le forme, tutte... Di qua, di qua. Eccolo qua. No, guarda il peperonzaino tipico appeso al balcone. Che bello, guarda vari cartelli tipici, anche quelli, bellissimi. Che bello. Ti consiglio vivamente queste viette perché non hai le api che di continuo passano e ti vengono addosso. Vedi Giacomo? Cioè, hai mai visto un'agave ferox selvarica, che è quella lì, in mezzo a quei cactus lì?
Io ti faccio il video del backstage. Dove? Ah sì, cozzi di vetro così la gente non si arrampica, è vero? Che figata, ma sarà per i piccioni? Così si tagliano le zampe in due e hanno tutto il sangue che cola sul bianco, oppure per la gente che si arrampica. Interessante anche la carrucola, ci fa notare Alessia, però è una carrucola purtroppo moderna in metallo, ci voleva in legno secondo me per far parlare. Mucho tipico. Guarda il gatto di colore, perché non si può dire nero, se no viene su casini. Quindi di colore, ciao gatto di colore. Che bello, c'è destra, sinistra, c'è tutti i vicoletti che non sai dove andare. Io andrei di là. Più che altro qua io devo far Cumarò in mezzo alla strada. Giustamente non c'è traffico, non c'è passaggio e quindi la gente giustamente si mette in mezzo alla strada, giustamente. Ma giustamente nel senso che è giusto, non è sarcasmo. Guarda che bello, non c'è nessuno. No? Sì, da quel pomodoro della pizza. Ah sì, tipo schettine là. Sì, ma quel pomodoro. Pizza, sì, qua qualcuno sta facendo quelle cose della pizza. Io ragazzi, non lo so, inizierei con la pizza fritta, che dite? Lo so che non è tipica del posto, però sembra una cosa del sud Italia. Giacomo, io ho un'idea molto interessante. No, andiamo a portare la mamma nella cima di questa vetta estrema, se che a lei piace. Dopodiché andiamo a cercare la pizza fritta che me l'ero segnata nelle mappe. Anche. Anche te ti sei segnato la pizza fritta nelle mappe? No, io mi sono segnato i panzerotti. Ma i panzerotti non so dove sono. Ho perso la puntina dei panzerotti. Forse ce l'ho io nella copia che mi hai inviato. Ah, può essere. Bisogna cercare i panzerotti. Se vuoi i panzotti c'è già Fritz. Dicevo, visto l'orario, se riusciamo a fare due cene, a distaccare, una roba a metterla come aperitivo e l'altra come cena, no? Quindi pizza fritta per una roba. Comunque. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Non ho capito di che anno è, c'è scritto che è stato riedificato dopo il terremoto del 1973. Che strano, questi colori strani. E il Cristo strano, sempre tutti tristi perché la religione cristiana vuole così. Sì, la cattolica giustamente mi correggerai. Ok, c'è lussi, sfarzi estremi, però con sofferenza e tristezza. Fantastico. Questo alle mie spalle è il battistero, ossia dove si battezzano gli esseri umani. Gli animali no, perché la Chiesa ce l'ha sempre avuta su con gli animali, chissà perché. Tanto da addirittura proibire certi termini, tipo una volta un animale morto si diceva un cadavere, il cadavere, no, dell'animale. Poi la Chiesa ha proibito quel termine e ha lasciato il termine cadavere solo esclusivamente per gli esseri umani. Gli animali venivano chiamati invece carcasse. Tutti guardano me perché credono che sia io il Dio Redentore, in realtà no. Nessuno spa. Probabilmente non passandoci le automobili si possono permettere di avere le mura e le scale bianche. La scelta delle calamite, che devo dire è un'ottima collezione scelta da Giacomo, le calamite con ogni posto d'Italia che abbiamo visitato. È arrivata la polizia e si vede nessuno che urla più, c'è tutto cazzare, spariti tutti. Incredibile. Sì, è il caso di tenerselo più stretto del solito Giacomo, perché oltre ad avere il mio cellulare con l'antifurto e tutto, ho anche le chiavi del camper, quindi esatto, sì, dice Alessia che non lo facciamo arrabbiare e ci lascia qua. Che bello, che toppa che sei quando dici 1,40 euro. Com'è che hai detto, Gioia? Da solo si è contato 1,40 euro di monetine. Che toppa. Questo era un ex seminario dove avevano le semenze per le piante. Perché devo stare attento, perché spesso non tutti capiscono quando scherzano, quindi devo stare veramente attento quando faccio le battute. Porca miseria. Ecco, sì, che adesso ti portiamo a immergerti nelle periferie dove puoi riscoprire la vera tipicità e l'autentica autenticità. Detta così sembra anche una roba seria, in realtà no, stiamo andando alla cazzo. Vai Giacomo, questo... no, sono ciulato, vabbè, di qua. No, guarda, perché ora che bello.
sì, guarda, anche di qua è tutto un po' un labirinto con sempre i picando e taccai dappertutto. Vedi? Guarda, quante robe tipiche Italia, guarda. E tacca. Dimmi Pampino, e qua te li sbuchi? No, non serve, grazie, sei molto gentile. No, grazie, a posto. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. Abbiamo fiutato. Ragù. Abbiamo fiutato la pista. Guarda che ha il negozio che si chiama Tipicus. Prodotti tipici di qualità. No, è il negozio per me, fatto apposta per me. Il tipo si è girato ma non capisce un cazzo perché lui non sa la storia del tipico. È inutile che si giri come per dire che cazzo dice questo. Amore? Cioè che cazzo capisci tu? No, che cazzo dice questo. Questa avevo visto io da lontano, vedi? Ma io pensavo una terrazza. No. Le indagini fa passare la palla. Mi passa davanti col panzerotto sotto il naso. Te l'avrei tirato giù. Ma perché scusa? Guarda, quello mangia il panzerotto, ha appena cominciato a mangiarlo, quindi l'ha preso vicino qua. Esatto. Come quando vai nei wild, che tocchi e senti le cacche degli animali per sapere quando sono Il passati. panzerotto e io così sopra. No, prodotti tipici, guarda, via subito, via. Ecco qua Giacomo, il posto per me e te, guarda. Panzerotti, puccia, focacce, le frise anche sono tipiche. Eccolo là, il panzerotto io, come il tipo che è passato. Guarda, che c'è anche tutte le mozzarelle di bufala e le robe piacciono a te. C'è tutto dentro sta botteghetta qua. Cioè, il peso del WinZip sti qua. Ciao. È qui che fate i panzerotti, vero? Sì? Tutto finito ragazzi. Tutto finito? No, passato uno me l'ha passato sotto al naso così, volevo tirargli un pugno. Ciao, si vede che erano buoni se sono finiti. Sì, Alessia, concordo con te sulla bellezza e l'eleganza di questo negozio, sull'armonia dei colori della pietra e dell'arredamento che non è stato scelto a caso. Cioè io adesso entrerei e gli direi sta roba qua, non so. Cioè, sei tu che mi hai... Di solito la gente entra per dirgli vorrei comprare quello su. Vabbè, gli rimarresti Cioè impresso. io ero là che guardavo i panzerotti e te mi hai chiamato qua. Cioè. No, perché mi ha colpito il negozio. Cos'è il pummo? Quel soprammobile ciappapolvere Ah. a forma di bocciole di rosa che lo regali per augurare prosperità. Sembrava... Buona fortuna. Italia, togligli le foglie, cosa sembrava? No. La toppa qua Italia, che è anche tanto toppa, e con i piedi scalzi, la toppa qua con i piedi scalzi. Sarà con la macchina dei Flintstone, non è toppa di qua, non senti che è straniera. È straniera? Ok. Tu vuoi arrivare intero a casa? o- Attento, Italia, vedi, tutto per far contento te ogni volta. E io volevo andare dall'amico Fritz lì, che aveva la bottega del 1960 con tutta la roba tipica, i panzerotti quelli buoni. Quali robe che mettono sulle divise, sulle imbragature, i cammelli, i guinzani e i cammelli, c'è un po'. I negozietti sono fortissimi, sono dentro queste piccole arcate scavate nella mura, no? Cazzo, vedi, dovrebbero proprio proibire i veicoli in queste città, come avevo detto di Gubbio. C'è una cosa. Cioè, è troppo una rottura di c***i che ogni 2 secondi devi fermarti. Il vizio del conte, lì, puzzeria, focacceria, pizzeria. Perché il marchese de Sade aveva i suoi vizietti e chissà il conte qua, sono curioso andare a vedere. Hai visto? La girandola di Google Foto, quella là, sono pazzi. Ha rotto le palle l'acqua. La mandorla di Ostuni, Ale. No, sì, qua panini e prodotti artigianali, più roba per te, forse perché ha le mozzarelle da prendere e tutta la roba da mangiare, dei Posso mangiarmi formaggi. una burrata tagliata? Guarda che bella, scusa se ti ho interrotta lì. Stupendo quello scorcio. Niente, perché sono tanti formaggi e tu puoi mangiare i formaggi. A passeggio una mozzarella tagliata a fette sul piatto? No, non si fa. scomoda, no, me la devo godere. Era giustamente. Allora, 2 panzerotti, poi ci sta sempre bene le patate fritte. Sì, le mangiamo adesso. Ma c'era anche altra roba Ale, a tradimento, guarda, cavolo. Caspiterina. E prendi Giacomo uno. Ora che siamo andati a vedere cosa c'è nel vizio del conte che ti parlavo prima, ti assicuro che non sbagli se fa esattamente. Cari, in più oltre ai super panzerotti ci hanno fornito anche le sedie. Comunque vorrei far presente questa super sberla di pizza farcita, praticamente una pizza intera, 2,50 €, quindi ci siamo. Grazie. Sì, purtroppo, ovvio. Le macchine e api purtroppo rovinano completamente il paesaggio. Quindi, ristoratori, com'è secondo te Giacomo?
e gli do un 10. Gli dai un 10? Un 10. Sì, abbiamo stramangiato e strabene e bevuto, adesso non per fare pubblicità così, ma anche per te, per dirti dove andare, no? A meno di 5 euro a testa. Ciao CP, ciao. Hai 20 con la Emi? No, è più chiaro. Chi è maschio? Vuol dire che ha il pipino. Cosa contro il malocchio? Nasocchio, contro il malocchio. Ah, pensavo il prezzemolo e finocchio. Un piccione tipico. Gli sta facendo le fotografie perché l'ho convinto da quando era piccolo che gli animali in generale in qualsiasi posto sono proprio diversi. Cioè tipo i gatti. Lui andava dai gatti pugliesi, dai gatti toscani e credeva di aver carezzato chissà cosa, hai capito? Dopo i gatti nostri non li caga. Uguali i piccioni. E di quello è un famosissimo piccione pugliese. So if you want me off your back. Guarda quanto costa una casa a Ostuni, vai a vedere. Sono un trullo 75.000 bomboloni. Vedi? Se invece di prenderti, non so, un Morello no, ma un Cartago, roba del genere, ti fanno un trullo. Negozi e cianfrusaglie. Sarà molto per le cartoline. Oppure questo. Sai, ci sono infiniti locali di panini, puccerie, piadine, paradiso di Singano. Ciupa ciupa. Sì, abbiamo capito. Coca-Cola, Oh, guarda che forte la botteghetta qua davanti, qua. C'è scritto cosmetici con olio extravergine di oliva. Così, oltre a truccarti, te condisci anche l'insalata. Urco, aspetta perché c'era anche il gelato, è vero? O la granatina o il cannolo siciliano. E non mi perdete, vado qui un attimo. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Yasuko San Francesco, ma da un bel tocco ancora da Gubbio e Yasuko San Francesco. Oh, com'è che fai? Come fai la faccia di mettere, non vuoi mettere quella Non ho faccia? voglia di entrare mettere la per 5 mascherina. minuti neanche, la mascherina. Ah. C'è solo reduce da tanti giorni con la L'avevi mascherina. fatta meglio. Comunque attento a queste robe Italia, perché primo è sprizza roba nostra veneta, secondo ti fa pagare 3-4 volte di più, è come dire una Ferrari tarocca e fartela pagare 400.000 euro invece di 100. If I go there will be trouble. Aspetta, eccolo qua, sorsi e morsi, era quello che mi pare mi ero segnato per la pizza fritta. Infatti entrate con la mascherina e uscite con un panino e birra. No, e uscite con un panino ed una birra, no con panino e birra, cioè. Dopo una birra sei rimasto qui, ricordo, ogni 5 birre niente in omaggio. Figata. Ah, andiamo a vedere. Noi abbiamo mangiato l'altra volta nell'altra città la pasta asciutta da Scopri. È vero, dove è San Matera? Che figata. No, a Matera. Sì, a Matera. A Matera. E ci siamo pinzati il bottiglione e ce lo siamo Prosecco. portati via in zaino. Che epico che era. Perso tutti i video anche l'altro. Scusa Alessia, che interessa di me? Non hai visto quella con le tette rifatte in canottiera viola senza reggiseno che ti ha proprio sfiorato? Aveva proprio anche dei capezzoloni che potevi attaccargli i quadri. Ma io ho dei quadri da appendere, dov'è che è sta È roba? andata di là. Porco cane. Altra ape, do coglioni. Queste sono le caramelle. Sì, facciamoli chiudere gli ombrelloni, guarda. Cosa? Fagli chiudere gli ombrelloni, vai chiudere, guarda che scopo. Bella, è vero. E guardati i due CP. Uno bellissimo chocolate e l'altro caffè latte, guarda che bello. Ciao Stellina. Che belli complimenti. Bello chocolate, molto raro. Bello, da noi non ci sono. Io sono una tigrata di 13 anni. Mamma, Ne ho bellissimo. avuti 5 di pitbull. No, loro sono cuccioloni. 3 anni e 1 anno e mezzo. Chocolate lo volevo tanto, la mia da piccola era chocolate, dopo è diventata tigrata. Ha fatto lo scherzo. È mutata. Ecco. Uguali, sì uguali, tutti uguali. Tutti uguali. C'è il bottone, c'è il bottone. Buon giro! Vergognati anche a voi. Ciao, buona serata. Grazie. Sì, esatto, è come Matera, non si sa dove cacchio andare perché è tutto bello, cioè 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quale prendi? Cioè sono tutte belle, tutte camminate, boh. È tutto bello qua. If I stay it will be double. So come on and let me know. Allora,
devo lasciare il mio ciupa ciupa che è appena finito e anche questo bellissimo scorcio col tramonto. Proseguiamo, andiamo a esplorare. I negozietti sono veramente molto belli, più strani, scavati nella roccia. Oddio, panzerotti dolci, cosa facciamo? Però bello anche qua. Scusa se io mi guardo sempre in menù la roba da mangiare, però panzerotti dolci, non so, mi ispira. E vai Giacomo, abbiamo vinto, vai, panzerotto con la Nutella. L'attesa dei panzerotti. L'equilibrio da giovane. Sì, non so se i tavolini sono quelli della creperia, ma noi non siamo studiati e ci va bene lo stesso. Non si scherza, fate un momento, via. Guarda te Italia, che razza di posti ti recensiamo, ti proviamo, cioè ci sacrifichiamo proprio. Stai gonfiando il panzerotto alla Nutella, così viene più grande e mangi di più? No, così riesci a prendere la Nutella. Ah, ok. No, mi piace molto. È iniziata malissimo quando ho sentito i ragazzi, quelli là delle app che prendevano in giro e mandavano a quel paese le persone dopo che gli hanno detto di no gentilmente, ma no dopo la prima offerta, dopo 5-6 petulanti offerte che sti ragazzi facevano a sti qua perché andassero a prendersi il giro nella peta. Cioè, quello proprio mi ha fatto scendere sotto i piedi il voto di Ostuni. E dopodiché invece Ostuni si è saputa ripagare per la sua bellezza, la sua cura di dettagli e il cibo. Ma hai visto che bella la tua mamma? Che occhi che ha stasera! Si è messa le lenti a contatto, hai visto? Non ti sei messa le lenti a contatto, Gioia? I miei verdi così tesoro? Sì, ma ti sei messa le lenti a contatto nel senso che non hai messo gli occhiali. Eh sì, perché stamattina appena sveglio ho messo gli occhiali e di conseguenza se poi giro senza non vedo niente. Perfetto, quindi gli occhiali antistruppo che di solito aveva non ci sono e pertanto si risalta la sua bellezza, la versione nature dell'Alessia. Eh sì, non hai mai mangiato tutta sta Nutella, cioè ti brucerà il culo in una maniera pazzesca, bisogna chiamare i pompieri dopo, hai capito? Cioè avrei proprio le fiamme al culino. Non me lo sono ricordato. Vabbè dai, ma sì dai, ma sì dai, è un ricordo, se no come fai a ricordarti? Almeno ti brucia il culino e dopo da grande dirai ah quella volta che mi ha bruciato il culino Ostuni perché ho mangiato 3 quintali di Nutella e me la sono spalparagliata per tutto il muso. Ah, vuoi mettere? Sono bei ricordi. Ah, scoreggia. Ma che figata. È una di quelle città tipo Volterra dove di sera riscopri un aspetto decisamente migliore, no? Del suo presentarsi. Parole buttate a caso, ma d'altronde il mio cervello già sa, cioè o mi guardo il panorama o sto là a formulare una proposizione. No, mi guardo il panorama e poi sparo parole a caso. E di ste viette ne vogliamo parlare? Memo, se le femmine ti chiedono come sono tipo rossetto, i denti, perché hanno mangiato eccetera, di che sempre bene, se no te sta 3 ore, quindi sì, a posto. Wow, l'avevo già letta sta storia dei panzerotti con le rape, però non mi ispira. Ho deciso che ora voglio recensire panzerotti. Mandatemi i panzerotti da recensire. Adesso andiamo, vuoi dire che hai trovato il T-Rex? Sì, versione tarocca. Ah, stupenda. L'avevi visto anche tu? Cosa? Il bidone non c'è più. No, non l'ho visto. Ma sei stato un miraggio, tipo l'acqua e qua i bidoni. No, era là, ce ne sono 2, si va a pensare male. Cos'è zio Paperone? Roba da mangiare? Che bel parchetto curato. Vai, ne scarica pompini, vai. Eccola, così si scarica un po', no, hai capito? Un po' come il bombolone quando lo carichi troppo di gas, devi sfiatarlo, scaricarlo. E qua i pompini li mandi qua a scaricare, gli fai fare 50.000 arrampicate, 20.000 volte lo scivolo, tipo Full Metal Jacket. Boia, guarda che razza di troncazzo, vai dentro quel troncazzo, guarda che roba, è enormissimo. Non hai mai visto te? Guarda che roba, guarda che radici. Non hai mai visto te un albero così? Là dentro un'iguana ci passa. Ma sì, ma altro che iguana, guarda che roba, guarda che mostro. È pazzesco, è enorme, guarda, è più ciccione di Fritz. Guarda che roba, è pazzesco. Allora Giacomo dice di andare di là, tu beccati le tupi, crupi. No, sono i fichi d'India. Sì, ma di ceramica. Sì, bello, ma qua hanno. Sì. Quello che contraddistingue un attimo le città, no?
Cos'è? The Sound of il grillo. Che spettacolo Italia. E posso anche guardarla con calma, perché anche se Alessia sta facendo la maratona come il suo solito, io ho le chiavi del camper. Eh sì, e con lo zainetto di Giacomo. Bello perché hanno fatto le luci con la bandiera italiana nel municipio. Cosa vuol dire sesso, ceramica artistica? Ah, ma che bello, scendiamo giù di qua. Certo che se lo guardiamo di design, ma che bella, guarda là, bella, l'arte incontestabile, incontrastabile. Grazie, No, dietro, capolavoro di Dante Giacosa. Vedi? Negozio di antiquariato, vedi? Stiamo seguendo l'istinto dell'Alessia. Zarpame, che però in inglese si dice vintage. Ma sì, vedi, se vuoi veramente capirti un posto, devi fartela un minimo di periferia, hai capito? Cioè sì, il centro va benissimo, ovviamente, magari altro bisogna essere meno farlo, la parte turistica e tutto quello che vuoi, ma anche la periferia. E allora sì che puoi capire meglio una città. E guarda dove ci posta l'Alessia, dai che soddisfazione. Guarda, wow! Sì, vabbè, ma Giacomo, ma è diverso. Cioè quello di prima, ma trasportati dall'Alessia. Denota anche i balconi tipici per sparagnare un fiato di legno, giustamente, e anche è vero, perché se te lo fai rettangolare, no, prendi anche questo 5% in più e le anche un 7. Mentre facendoli così ti risparmi sto angoletto di legno e anche è vero. Prego. Vedi? Brava Alessia, digli, Italia, digli, brava! No, ma non per scherzo, vedi? Guarda. Sì, no, ma piazza sta roba, veramente. Tutto vissuto, diroccato. Vedi? Così. Guarda, tac, guarda. Ehi là. Ciao Fuffetto, fai prendere paura. Ah, bello. Hai ragione, vieni qua Fuffetto, hai ragione. Sì, che devo guardare il panorama, scusa. Ecco. Hai visto? Hai ragione. Vedi qua c'è roba stesa fuori. Le palline nei bar. Le famose palline nei bar. E qua è tutto quello che abbiamo visto oggi, ma in notturna. Che posticini. Vai su nelle case delle sciole. Che bello lo scorcio, Giacomo. Guarda dove sei. Dove siamo? Dove hai preso i panzerotti? Ah, i panzerotti. Dove hai presi, guarda? Che belli i panzerotti, il vizio del conte, i panzerotti. No, perché non è... Questo vedi, io mi ricordo tutto in base al cibo, questo era quello che aveva finito i panzerotti. Cioè guarda, è un bar, guarda che bel bar, hai visto? Ciao signori, guardate, fate ciao. Tanto bello tutto quanto. E guarda che bello sto baretto tutto in pietra, guarda che bello. La San Giacomo, è che noi non abbiamo il Green Pass e quindi niente. Guarda dove vi porto? This indecision's bugging me. Indecision may molest. If you don't want me, set me free. Oh Ale, hai sentito come si dice Alessia in pugliese? Alicia, cioè no Alessia, Alessia, sì, Alicia, quella c'era un'amica di mia mamma che era, non so, forse della Sicilia. Sì, ma mi chiamava Alessia, mi veniva i brividi. Ma no, invece no, devi saperti adattare. E denota anche questo bello scorcetto. Adesso la gente si sentirà un fiato in suggestione che si inquadri un fare foto e video, no? Questo frantoio oleario di epoca medievale. Credo sia le cose che si usano per fare l'olio dell'oliva. Una pianta, un lampione. Cioè, questi bambini pressapochisti. Un giorno devo farti vedere. Quale giorno? Cioè, Giovedì. Ah, bene, ma quale giovedì? No. La settimana prossima. Va bene. No, venerdì della mattina. Senti, sti che profumi, cos'è Ale questo? Sti che roba? No, sa da detersivo, da bucato. Ah, da detersivo? Bucato, sì. Ecco, siete figure che fascinano. Oh, Alessietta, perché sei tu Alessietta? Oh, io, Fritz. Frizzeo. Frizzeo. Dimmi, cosa che devo? Io continuo con la mia calma, sempre per il discorso che tanto le chiavi del camper ce le ho io, il mio telefono ce l'ho io, che me ne frega. Porta tipica, scalinata tipica
uno che torna a casa e tu la beva ombre e spian pian se no muoia lo sente e che tira 4 spappine in muso e tu pian pian. Poi c'è quelle specie di travi che io non capisco cosa servono per tenere in piedi i due edifici, no? Che non si valgono addosso. Oppure c'è un po' di astio tra le due famiglie e hanno messo i pali apposta perché ho detto non si sa mai che qua rotazione l'asse terrestre eccetera gli edifici si avvicina per dire minda il mio, tinta il tuo, minda il mio, tinta il tuo. È tutto chiuso. Ma non mi capisco più. Siamo ubriachi. Spiegata a perdersi in questa città così. Ara, non avevi tu che hai gerani anche qua? E tu? Oh, ma ti sei mai chiesto come mai nei ristoranti da skei sono sempre tutti silenziosi, tutti seri, tutti che parlano sottovoce come se parlare fosse una bestemmia, un'eresia e i camerieri tutti con faccia così. Cioè, aspetta, no, scusa. Essere freddi e distaccati è sinonimo. No, ma fare la faccia di pesce lesso è sinonimo di... rispetto che non ascolta quello che dicono i commensali perché non deve sapere da fare degli altri. Ah, quindi fare la faccia a pesce lesso è segno di rispetto. Ho capito. Bene, bene. Come dire insomma che ti Come il tuo può gatto. la faccia Quindi- da pesce all'essa. Quindi hai un gatto rispettoso, insomma, che da grande può fare il cameriere di classe. Ho capito. Arara, i balconi tipici, il piccione tipico incastonante accesa, l'arco tipico, Di mangia benissimo. piante da guardia. Ah, ara qua. La maniglia come quella della veranda della casa vecchia del Singano, identica, la stessa. C'è un gatto, c'è un gatto pugliese molto tipico. Non sta attenti perché sì, gli strani. Perché quel nero mi ha fatto e io ci sono rimasto un po' e ho detto scusa, cioè io vengo da te, ti faccio il video tutto quanto, te invece di essermi riconoscente mi fai così e ti tiro le pappine. Ciao gatti tipici, io vado avanti, proseguo il mio cammino, le nostre strade si separano ma il nostro saluto resterà nella memoria del tempo. Punto. Italia, salutiamo Ostuni. No, sono gatti malvagi, quello deve essere quello che mi ha soffiato prima dietro. Era dentro casa. Per le cose d'arte, le città. Sei contenta? Sì, Matera, Gubbio e... Non c'è Ostuni. dubbio che ti è piaciuto Gubbio? No, proprio contenta di queste 3 città che siamo riusciti a vedere. Sì, anch'io. Sti che profumini. E dicevo a Alessia, quando ti abitui a una cosa in generale, poi non puoi andare in peggio. Cioè, ero abituato a fare le foto con la Sony, eccetera, con Sigma 16 mi portavo via di sera, e adesso fare con la GoPro o con l'iPhone 8 veramente è una schifezza unica. Cioè, le ho cancellate tutte perché fa veramente da schifo forte. Cioè, non voglio essere quello che si lamenta, però volevo anche tramandare un pochino la bellezza di questi posti che stiamo visitando, però con la GoPro proprio non ci siamo. Cioè, le giornate in spiaggia sì, ma il resto proprio ragazzi no. Speriamo di non aver preso la multa, perché questo mi farebbe anche tantissimo girare i coglioni, perché io ho seguito le indicazioni sullo schermo del parcheggio, no? E c'era scritto digitare la targa, ok, c'era tutta la gente dietro che faceva coda, quindi eri anche un po' compressa, ok, me l'ha detta Alessia, perché io figurati cazzo mi ricordo la targa, cioè cosa mi serve sapere la targa a memoria. E ok, me l'ha detta Alessia, inserisco i soldi, ok, va bene, tutto a posto, stampa il biglietto, ok. Dopo, quando ho fatto tutto, mi sono accorto per sbaglio che sotto c'era un pulsantino microscopico con scritto tariffa camper, cioè che per i camper avresti dovuto cliccare quello. Mi farebbe girare i coglioni parecchio se adesso avessi preso la multa perché non ho cliccato quello, hai capito? Jingle bell, questo è un alberel. È vero, non la raccoglie. Ho fatto cagare il cane che non la raccoglie. Forse qui non è usanza. No, aspetta, cos'è che hai detto? Che è vero che sei un bugiardo? Dai, raccontami. L'hai detto tu, no? Hai fatto... crede
Ma cosa? In generale nessuno allora, ti crede? in generale. Ma perché Io nessuno dico ti alla crede in mamma- generale? Io dico alla mamma prima. Si dice. Emma. A te dice hai messo il portafoglio dentro? Non sto capendo niente, ma va bene. Ah! Vedi che neanche te. Parla bene, non è neanche te. Parla bene, vieni qua, 3, 2, 1, raccontami. non lo ripeto più. Non ripeti come Paganini, che non ripete. Diego girava di Bargheggio, ora pieno di gambere perché tutti visto gamber di Cingano. E tutti hai detto, dai andiamo a vedere gamber di Cingano, dai tutti quanti, dai. Ciao Beppe da Fasano! E non vedi niente Beppe, perché la GoPro, vedi quei puntini Beppe? Dire dove stavi tu, dire dove abitavi tu, quella è selva di Fasano, la parte alta.